pochissimo, intanto spazio ai titoli sui principali quotidiani di informazione online con Tempo Stretto, quotidiano di Messina, che ci porta a Castroreale in fiamme, deposito di abbigliamento, danni a 4 abitazioni. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito per l'incendio esploso ieri pomeriggio a Castroreale. A lanciare l'allarme intorno alle 12 sono stati alcuni cittadini attirati dal fumo e dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il rogo ha avuto origine nel deposito di abbigliamento di uno stabile di 3 piani ed ha coinvolto anche i 4 appartamenti sovrastanti. Sul posto si sono fiondati i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo con un'autobotte della sede centrale ed un'auto campagnola per svuotare gli appartamenti invasi dal fumo. Inoltre è stato impiegato anche un elettroaspiratore per domare le fiamme. I 10 pompieri hanno operato per circa 5 ore, riuscendo anche a salvare una donna rimasta bloccata nella propria abitazione. Il deposito e i 2 appartamenti al primo piano sono stati dichiarati inagibili.